ho avuto questa grande testimonianza d'affetto da parte dei sarcensi. Chi mi vede lì sciacchitani ma è sbagliato, dei sarcensi. Io vorrei, visto che tanto abbiamo l'amministrazione schierata dietro, è stato un bellissimo carnevale, ha avuto uno slancio eccezionale sia televisivamente e anche dal punto di vista dei carri, veramente bello. Io vorrei un applauso, aspetta, però vi dico il video. Un applauso per il Carnevale di Sciacca 2002 che ci porti fortuna per una nuovissima edizione il prossimo anno, veramente Richilda, incredibile, però ci tengo, se fate l'applauso lo vedete fare di cuore e lo dovete fare tutti. Un applauso per il Carnevale. Lo facciamo pure noi. Sì, ma anche a metà piazza, in fondo, tutti, Tutti, forza. Allora, facciamo all'antica. Carnevale di Sciacca, hip hip! Urrà! Hip hip! Urrà! Hip hip! Urrà! Bravissimi. Allora ragazzi, se per cortesia cominciate ad allontanarvi perché aspettiamo il Peppe Nappa. Trattorista, partiamo! Pronti, partenza, via! Via! Tutti con le mani, forza che siamo alla fine! Fabio! Oh, una tocca, va, una tocca! Conte, calciamo! Mascolo e maschio! E confondiamo. Facciamoli saltare tutti, saltellando! Oh, 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 oh. Ancora qualche momento di musica! Tutta la piazza! Mentre il carro che chiude questa sfilata si allontana, io direi di approfittare l'ingresso di Peppe Nappa per chiamare qui gli enti organizzatori della manifestazione. Invitiamo a venire il sindaco, l'architetto Meli e il dottore Catagnano per l'azienda di cura. Tutti qua, io. Blanca per la PT, l'assessore al turismo, prego. Tutti in barca! Tutti in barca, come si dice qua. È un vecchio carro. L'assessore Girasole. Tutti in barca! Ah, Girasole era un mandracchio a Girasole. E c'era Ecco. Ecco. E anche Sasà Salvaggio, perché Ecco, è vedi. stato... Ma cosa vedo? Scusate, vedo un assessora con cappello alla John Wayne. È pronta per puntare contro gli altri. E festa, diciamo, sciacchettando, tutta a casa. Sveglierà nessuno. Abbiamo tutti elementi di questa splendida manifestazione qua. Tutti quelli che ogni anno ci consentono di fare un carnevale sempre più bello e sempre più grande. Un applauso a tutti loro! Ragazzi che se lo meritano! Perché senza di loro questo splendido carnevale non ci sarebbe. E loro ovviamente rivolgono l'applauso alla gente di Sciacca, a coloro i quali hanno reso vivo questo carnevale, che è il pubblico. E allora? Abbassiamo la musica per favore, così sentiamo le voci dei protagonisti. Iniziamo il nostro giro di ringraziamenti e di conclusione con Rosi. Santina, chiedo scusa, abbiamo anche la presenza del segretario comunale dottore Burgio, mi sembra che è giusto? Sì, lo chiamiamo. Facciamo Avevo è arrivato anche Filippo Bellanca, siamo a completo. della PT. Perfetto. Eccolo qua. Avevo visto anche a Filippo Marciante. Il segretario l'abbiamo gentilmente invitata, se ci vuol fare compagnia. È sempre Un bicchiere per lei, Burgio, non si preoccupi, la segretaria. Allora Santina, facciamo brevemente tutti i ringraziamenti. Ringraziamo, abbiamo detto, le autorità, il comune, l'assessorato al turismo, ringraziamo l'azienda autonoma di cura soggiorno e turismo di Sciacca, le terme di Sciacca, l'Apit di Agrigento, ringraziamo tutte le forze dell'ordine che hanno reso possibile che la manifestazione si svolgesse nel migliore dei modi.
Poi ringraziamo anche le emittenti locali Radio Montecronio e Teleradio Sciacca, ringraziamo la FG Production per il servizio di sicurezza sul palco e ringraziamo tutti quelli che hanno collaborato per far sì che questa manifestazione quest'anno avesse luogo. Grazie veramente a tutti. Ok, Rosy, arriva già Peppe Nappa e direi grazie. Lo farei dire appunto dagli enti organizzatori. Iniziamo con il dottore Catagnano una parola e l'architetto Meli come rappresentante dell'azienda di cura. Il dottore Catagnano dell'azienda autonoma di cura soggiorno e turismo. Volevo associarmi ai ringraziamenti alle forze dell'ordine, a tutti coloro che hanno collaborato a questa grande e immensa folla del Carnevale. Abbiamo cercato di fare del nostro meglio, ce l'abbiamo messa tutta, credo che sia stato un bel Carnevale. Ci aggiorniamo all'anno prossimo cercando chiaramente di migliorarci e cercando di correggere anche qualcosina che giustamente di anno in anno è giusto andare a correggere. Un ringraziamento a tutti voi, ci rivediamo l'anno prossimo. Volevo fare un ringraziamento anche a tutto il personale dell'azienda di cura soggiorno e turismo, al personale anche dell'ufficio turistico comunale. Abbiamo lavorato in simbiosi sia come ente organizzatori sia anche come personale addetto alla manifestazione. Un grazie a tutti. Anche il breve saluto dell'architetto Meli come azienda di cura. Già il breve saluto l'ha già portato il dottore. Voglio risparmiare quindi al pubblico altre conclusioni. Una piccola anticipazione, probabilmente l'estate prossima, se ci riusciamo, daremo un assaggio del Carnevale di Sciacca per i forestieri che visitano la nostra città nel periodo estivo, quindi speriamo di essere in grado l'estate prossima di presentare un piccolo brano del Carnevale di Sciacca. Questa è una cosa importante. Abbiamo anche l'APT che ha contribuito assieme alla provincia alla manifestazione del gemellaggio con la Sagra del Mandorlo in Fiore. Sicuramente è stata un'iniziativa importantissima questa, che il prossimo anno speriamo di approfondire, e comunque tutti gli altri hanno già detto tutto. Io voglio solo ringraziare i nostri cittadini che hanno collaborato alla ottima riuscita di questa manifestazione. Grazie a tutti. Assessore al turismo, gemellaggio con Salvador de Bahia per il Carnevale è stato anche oggetto di un carro allegorico. Ecco, il futuro del nostro Carnevale dipende moltissimo anche da quello che fa l'amministrazione, ma anche tutta la città di Sciacca che ha dato segno di civiltà e di allegria. Bene, io voglio essere breve, ringrazio tutti quanti hanno partecipato a questa edizione del Carnevale che sono stati veramente splendidi per civiltà, per educazione, per senso civico. Forza Sciacca e grazie a Sciacca per quello che avete fatto, e se amate il Carnevale fatecelo sentire. Abbiamo bisogno di sentire che amate il Carnevale. Grazie ragazzi. E siccome dopo qualche anno sono tornato su un carro, mi ci hanno messo, voglio differenziarmi dando qualche augurio a tutti. Scusatemi che... Assessore non si smentisce. Vi piacciono? Ci vedi? La tensione è stata tanta che questa sera ho voluto esorcizzarla in questo modo. Grazie a tutti e buon divertimento col Peppe Nappa, e ringrazio il buon Dio che dopo anni ed anni per la prima volta non ha fatto assolutamente piovere, e se Dio è con noi siamo nella direzione giusta. Grazie a tutti e buon divertimento ancora. Io prima di concludere col sindaco... No, ci volevo dire, assessore, un bello tempo lo portavo pure io. Ecco, lo portavo io. Io farei venire anche la Miss Carnevale, che sarà colei che rappresenterà il nostro Carnevale a Viareggio. Abbiamo un microfono in Larsen. Allora, eccola. Facciamo una cosa, nel frattempo facciamo parlare il sindaco, sì, naturalmente. Sindaco. Allora, sindaco, come in ogni cosa si tirano le somme, le conclusioni. La conclusione di questa 102esima edizione. È una conclusione senz'altro positiva. Si chiude qui la 102esima edizione del Carnevale di Sciacca, il carnevale più bello e più antico della Sicilia, e questo grazie alla forza della tradizione, grazie alla passione e all'abilità dei costruttori, delle maestranze, dei ceramisti, dei musicisti, dei poeti, dei coreografi, dei ballerini. È tutta una città che vive questo magico momento. Mai come quest'anno Sciacca è stato
sulle TV nazionali. Striscia la Notizia per 2 volte su di noi ha attirato l'attenzione. Domenica In, Società e Costumi. Sciacca diventa con il carnevale, e il carnevale di Sciacca diventa un veicolo di promozione e di pubblicità. In questo grande contenitore noi troviamo, come avete visto, l'Expo, la presentazione dei prodotti della terra e del mare. Abbiamo visto la elezione della Miss Carnevale. Vi invito a fare ancora un applauso caloroso alla nostra Enza, che certamente ci rappresenterà in maniera degna al Carnevale di Viareggio. E ancora in questo contenitore l'impegno sociale, avete visto la sottoscrizione per Safia, la cartolina per la pace e il coinvolgimento della scuola. Questo è un grande fatto veramente di sviluppo, di progresso, di evoluzione del nostro carnevale. Io vorrei particolarmente ringraziare assieme agli altri assessori l'assessore Bono per quello che ha fatto per le scuole. In sostanza il nostro carnevale è ad una svolta, questo voglio dirlo, ad una svolta perché molte cose sono modificate. Noi speriamo che il prossimo anno a gestire il carnevale sarà l'ente carnevale e che il prossimo anno senz'altro ci potranno essere i capannoni. Noi i capannoni abbiamo già il progetto del centro fieristico. In novembre speriamo di avere i capannoni, perché questa è una delle condizioni fondamentali. Siamo veramente contenti ecco, questi sono fischi di consenso, perché dei capannoni si parla da 20 anni e finalmente con l'arrivo di Sasà Salvaggio arriveranno i capannoni. Io vorrei ringraziare tutti, le forze dell'ordine e tutti coloro che hanno concorso per la buona riuscita di questo grande carnevale. Guardate, noi siamo in una posizione di privilegio, è uno spettacolo eccezionale. Quante persone hanno partecipato a questo carnevale, tutto sommato in santa pace, non ci sono stati problemi di ordine pubblico. Ringraziamo i vigili del fuoco, ringraziamo perché non li volete ringraziare i vigili del fuoco? Sì, ringraziamo ancora tutti coloro che hanno concorso alla buona riuscita e un ultimo ringraziamento a un personaggio che assieme agli altri bravissimi presentatori ha caratterizzato il carnevale di Sciacca, Sasà Salvaggio. Questo è stato, e vi invito a concludere con me per Sasà Salvaggio. Volevo infatti farglielo fare, signor Sindaco. Allora Sasà, visto che sei stato tirato in ballo, a te l'onore di concludere quest'ultima serata. Allora, io siccome diciamo sono... Quest'ultimo momento veramente. Sono nuovo, diciamo, della festa, io non so esattamente come funziona. Questo è il carro di Peppe Nappa, io d'altro mi scuso con voi perché ogni volta... Quello bruciano. Infatti mi pareva male, se peschina, perché non arrusta di sto coso. Ma io dicevo, tu travai che ha bruciato, mi pareva un peccato. No, è quello là. Io mi scuso se all'inizio, purtroppo capitavano che cominciavano all'inizio, io ancora non entravo, però vedete sono con voi alla fine, vi saluto, siete bravissimi, sono anche con voi, l'importante è esserci alla fine, che è importantissimo. Io cosa vi devo dire? Io vi ringrazio. Vogliamo concludere con una bella barzelletta, tanto per chiudere... Chiedo scusa, ci sono anche note di servizio. Fate passare il camion dei pompieri per piacere, se no non riusciamo a dare rogo a Peppe, quindi state attenti per piacere. Ecco. Prego Sasà. Ecco, per concludere in allegria, anche se non manca chiederlo, ecco, ci fai qualche ultima tua battuta per ricordarci di quest'ultimo momento? C'è problema. Io intanto devo ringraziarvi, perché intanto ringraziamo coloro che mi hanno scelto quest'anno, finalmente sono potuto venire al Carnevale di Sciacca.
e devo ringraziare, io ve lo dico di cuore, da siciliano, da palermitano, Sciacca e tutte le persone che mi vogliono bene, che veramente sono stato veramente contento di sentirmi uno di voi. Grazie a tutti, grazie di cuore. Bene, allora a questo punto siamo in attesa. Allora, gentilmente preghiamo le persone di cominciare a fare spazio per far arrivare il camion dei pompieri, e non appena la testa del Peppe Nappa sarà inserita nel proprio busto naturale, ci avvieremo a quella che è la conclusione per questa 102esima edizione del Carnevale di Sciacca. Io una cosa volevo dire a conclusione, che nonostante sia l'ultima sera non ci sono martelletti, signor Sindaco. Assessore Girasole, lei che ha messo su questa ordinanza assieme al Sindaco, è stata, diciamo, a parte la sfuria di domenica, è stata anche rispettata nell'ultimo giorno. Ci sono pochissimi martelletti, forse ne vedo qualcuno, e quindi questo è segno di civiltà e di grandezza mentale, di apertura mentale del Carnevale di Sciacca. Tanto mi pare che i martelletti, gli ultimi che rimarranno, mi pare che li buttano poi nel rogo. No, vedrà che usciranno. Vedrà che usciranno. E allora i vigili del fuoco si stanno avvicinando. Raccontatemi, ragazzi, io sono un ospite per adesso, perché non ho mai visto il rogo di Peppe Nappa, perciò raccontatemi che cosa succederà fra qualche istante. Succede che la gente... Signor Sindaco, spunteranno delle lacrime, perché da noi il Carnevale è un fatto genetico, noi lo sentiamo come un momento di grandissimo divertimento, e c'è sempre una venatura di malinconia in questo, perché la fine del Carnevale coincide con la fine di Peppe Nappa. È un momento bello e brutto nello stesso tempo. Ora vedrà che cosa succede. Però non finisce proprio esattamente, perché poi, se non sbaglio, il 24, se non ricordo c'è male, qui la premiazione e il concerto finale Los Locos. Perciò quindi vi invitiamo a venire a ballare naturalmente un'altra notte di divertimento. Tutte con ritmi e balli particolari. Bravissimi, bravissimi. Sono bravissimi. Sì. E quest'anno, assieme alle fiamme di Peppe Nappa, ci sarà anche una voce narrante a conclusione della serata, con un piccolo saluto al Carnevale di Sciacca, che viene appunto, la cui voce è di Franco Lipari, un nostro carissimo amico che ha curato anche la presentazione di diversi carri. Un ringraziamento sicuramente va a tutti i ragazzi che hanno lavorato per mesi e per mesi, che hanno dato il cuore, il sangue, i piccioli, il tempo per realizzare questi carri, i gruppi mascherati, le musiche. A loro vanno i veri applausi, perché sono l'anima del Carnevale di Sciacca. Allora, siamo in attesa del rogo di Peppe Nappa. Sì. Appena noi praticamente vediamo la prima fiamma, ecco, siamo quasi pronti. Se volevo dire qualcosa dal carro, sì. Prego, perché Peppe Nappa ha tutto il nostro. Forza! Pronti? Primo! Sindaco, che combina! Signor Sindaco! Ecco che finisce con un augurio migliore di essere bagnati con lo spumante. Del Carnevale, la più bella festa di questa città, padre Peppe Nappa con la sua allegria, pensiero la testa di questo Sindaco, ma pensiamo Peppe Nappa. Il sindaco si è scatenato. Abbiamo pulito anche il palco. Auguri a tutti! Baby
mattina all'ora, curetti poco a sta privatura. Asciuta stu fuoco e piglia sta pompa, asciuta stu fuoco e piglia sta pompa con fuoco di stampa. Devo musica studiamo e ci usciamo e lenta sti gatti chi fuoco pigliamo e giunti in capo chiaro danna botta la studiamo, ci diamo un quadro acqua da così ne stampa più. Asciuta stu fuoco e piglia sta pompa, asciuta stu fuoco e piglia sta pompa con fuoco di stampa. Se musica studiamo e fumiamo e lenta sti gatti che fuoco pigliamo e giunti in capo piano danna botta la studiamo, ci diamo un quadro acqua da così ne stampa più.
tutto ciò che inizia ha sempre una fine. Ed è anche vero che niente appartiene a qualcuno. Stanotte sei libero di volare dal vincolo del carnevale. Domani ricomincia la tua vita, quella normale. Adesso scorrono i titoli di coda. Qui si possono leggere i nomi dei partecipanti. Hanno alternato momenti di gioia a piccoli istanti di tristezza. Migliaia di persone, baristi, camerieri, poeti, attori, musicisti, ballerini, politici, carristi, modellatori, elettricisti, poliziotti, pompieri, turisti. Molte di queste persone rimangono dietro le quinte a fare il lavoro che gli è stato assegnato. Felici, silenziosi, attenti, indaffarati. E se per tutto il carnevale avete avuto un buon audio, una buona illuminazione, il merito è anche di Stefano Soldano, che con il suo service vi accompagna ormai da quasi 20 anni. Bravo, e bravi tutti i suoi collaboratori. C'erano Lorenzo Verderame, l'affezionatissimo Mario Verga, Gaetano Soldano, lo stesso Stefano Soldano, Franco Gravanti, Luciano Maniscalco che al momento si trova in Germania, me stesso, Calogero Mendola, Salvatore Grisafi, è notevole la sua collaborazione, il piccolo Giuseppe Verderame, operatore al computer che fa la gestione delle luci, Gaspare Greco, l'ingegnere Giuseppe Marchetta, la nostra mascotte Deni, determinata nelle sue decisioni, ed è anche un supporto morale, il bar Vittorio Emanuele, e ancora una nuova nostra amica Milena Me.